scelto come, chiamiamolo incipit, o meglio, citazione di partenza, insomma, una frase di Giacomo Casanova, credo che rispetto a quello che hai detto sia estremamente esplicativa. Non la leggo tutta, leggo la prima parte. Coltivare i piaceri dei sensi è stata in tutta la mia vita il mio primo impegno. Mi fermerei qui, perché... Sì, l'ho letto. Beh, insomma, mi sembra che il personaggio, proprio con l'ultimo aneddoto raccontato, si sia presentato. Dunque, aggiungo una cosa su Pino Pelloni, che è uno storico, diciamo che, come ho detto, come ci siamo detti l'altra sera, è la base del personaggio, cioè il personaggio è uno storico, è uno studioso, è stato anche docente, no? Docente di storia del Novecento a Napoli, perché sono stato assistente di Piero Melograni, che è morto 3 anni fa, esatto. grande storico del Novecento. E io sono però storico sociale. Storico sociale, esatto, è quello che voleva arrivare. Che vuol dire storico sociale? Lo saprete tutti, ma è sostanzialmente, diciamo, mio modo di vedere, la possibilità di vedere la storia attraverso i fatti che la storiografia ufficiale non racconta. Cosa mangiava, come se andava d'accordo con la moglie, ma non nel senso delle pagine ufficiali, ma nel senso proprio della vita quotidiana. Quanti fatti storici saranno forse accaduti proprio in virtù della situazione quotidiana? Ecco, lo storico sociale secondo me ha un ruolo molto importante. Posso citare un episodio importantissimo di un pranzo che cambiava la storia? Quello nel quale Papa Alessandro VI e Pio si sono avvelenati invece di avvelenare il cardinale. E lì la storia è cambiata. È una cosa che non capita oggi a Palazzo Chigi. No. Quello gli dice sempre bene al bugiardino di Firenze, e va bene ragazzi. Allora avviciniamoci al libro Peccati di gola. Peccati di gola, credo che già il titolo sia tutto un programma. D'altra parte rubo subito una citazione che qualcuno considera di un anonimo, in realtà io poi ho scoperto che è di un cuoco, credo che si chiami Piccini, in arte Iarlo, il quale disse semplicemente una frase molto semplice: il mondo è cominciato con un peccato di gola. Effettivamente il mondo è cominciato con un peccato di gola, ovviamente anche a livello di metafora, perché poi insomma questo discorso della gola, la mela, Eva, eccetera, eccetera, insomma ci si può ricamare sopra. L'argomento è cibo ed eros, cibo e sesso, e credo che sia un binomio fondamentale, per certi aspetti inscindibile. Il cibo è la storia, è la nostra storia, il cibo è cultura, è tradizione, il cibo è arte, ma non solo arte di cucinare, è arte di mangiare per esempio, perché anche il mangiare è un'arte, ma è anche elemento dell'arte. Quanta etnografia esiste, insomma, diciamo, sul cibo, e non è un caso, perché il cibo effettivamente racconta, il cibo è comunicazione, è quotidianità, il cibo è anche motivo e direi strumento di seduzione. Io sono uno storico sociale, faccio una piccola digressione. Che cos'è lo storico sociale? Quando scoppiò la prima guerra mondiale, noi siamo entrati nel 15, gli altri stati europei entrarono in belligeranza nel 14, mandarono a fronte molti soldati provenienti dalle regioni del sud, i poveri picciotti, i contadini, a morire di freddo nel fango delle trincee. Questi qua non erano abituati a mangiare il riso, perché le loro madri prendevano un po' di farina, un uovo, ci facevano la pasta fatta in casa. Che facevano? Non mangiavano il riso, lo buttavano e lo davano in pasto ai cavalli. I cavalli scoppiavano per mangiare tutto questo riso, perché il 75% era di soldati meridionali, gli altri erano tutti piemontesi, lombardi, erano molto pochi. Lo Stato Maggiore dell'Esercito pensò di dare l'avvio alla produzione della pasta secca. Nel 1914 in Italia c'erano 7 pastifici, il più a nord era vicino Firenze, gli altri erano uno nel Lazio, nelle Puglie, in Campania e in Sicilia. E la prima pubblicità della pasta, la pasta asciutta Barilla, la si trova in una fotografia alla stazione di Bologna alla metà del 1915. Questo vi fa capire come anche un conflitto mondiale crea un cambiamento di costume, di uso. Così i pollentori di sud iniziarono a mangiare
gli spaghetti.